Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com. Il campione del mondo di scacchi attuale Ding Liren è tornato a giocare e oggi scopriremo se è rimasto in forma oppure no. Benissimo, siamo all'interno del Tata Steel Chess 2024, il torneo forse più importante, anzi senza forse, togliamo appunto il forse il più importante al momento del 2024, dove a partecipare ci sono i più grandi nomi di sempre. Potete vederli qui in alto, a partire da Ding Liren, l'acerrimo nemico Jan Nepomniachtchi, Alireza Firouzja, Anish Giri, Praggnanandhaa, Vidit, Magalodonte, eccetera eccetera, Abdusattorov, Gukesh, Jordan Van Forest, gente veramente fortissima. E anche vediamo per la prima volta in un torneo open una donna, e voi direte chi è, magari chi, per chi non la conoscesse. Ju Wenjun è la campionessa attuale in carica, tra l'altro dal 2018, di scacchi categoria femminile, che quindi si è tanto di cappello, si è messa in mezzo a questi mostri e spero che faccia una bella performance, perché veramente abbiamo qui la regina degli scacchi in mezzo a questi mostri. Speriamo che faccia veramente bene. Allora, ieri c'è stato il primo turno, il torneo durerà fino al 28 di gennaio, quindi da qui fino alla fine del mese vi terremo aggiornati qui su Matto Scacco, ma soprattutto andremo a mettere la lente di ingrandimento su Ding, che ricordiamo questo è il primo torneo serio dopo mesi e mesi di pausa. Sarà in forma, si sarà preparato, ha cazzeggiato, si è preso un po' di vacanza, come sarebbe anche giusto che sia. Andiamo a vedere. La partita che appunto vi sottopongo oggi, è la partita in cui Ding Liren gioca il primo turno, che è stato giocato ieri. Questa sera ci sarà il secondo turno. Ha giocato contro Vidit, un giovane che sta dimostrando veramente tantissimo. Vidit Santos, Super Santos, è il pallone quello lì arancione che andava bene per tutto. Detto ciò, andiamo a vedere come è andata la partita. D4, cavallo F6 per Ding, e su C4 e 6. Chissà se si andrà di Nizzo indiana. Ricordiamo che Nizzo deriva da Nizovic, e quindi questi grandi giocatori del passato che hanno lasciato le loro tracce sulle moderne aperture. O magari si andrà in una ovest indiana un po' più rara da vedere rispetto alla Nizzo a questi livelli. Alfiere B4, difesa Nizzo indiana. F3, dicono che sia una delle risposte più forti contro la Nizzo indiana, con l'idea di andare a supportare il pedone E4. Ovviamente non si può spingere subito E4, poiché per via dell'inchiodatura il pedone in E4 sarebbe catturabile. Quindi F3 con l'idea di supportare un fortissimo centro di pedoni. D5, A3, e ora ci sono due mosse principali. Una o due, quindi scegliere la ritirata o scegliere la cattura dell'alfiere. In genere, nella gran parte dei casi, le partite continuano con cattura d'alfiere, cattura, poi prima o poi magari arrocco con calma il nero catturerà qui, svilupperà l'alfiere in fianchetto e quindi il bianco giocherà con l'alfiere campo chiaro. Ma vedendo un pochettino l'andazzo, torniamo indietro, vedendo un pochettino l'andazzo, Ding non gioca in questo modo, poiché dopo la spinta del pedone in E4 comunque il bianco avrà un fortissimo centro, e questo fortissimo centro potrà dare molto fastidio all'unico alfiere che sarebbe rimasto in campo. Quindi motivo per cui Ding sceglie la ritirata, seconda scelta del motore. E4, arriva a questo super centro di per E, F per E, e adesso non è facile giocare contro questo. Non è facile giocare contro questo. Attenzione che se qui il nero non prende subito dei provvedimenti, possono arrivare mosse come 5, che possono essere veramente devastanti. E quindi quando si ha un forte centro di pedoni, cos'è la prima cosa che bisogna fare? Cercare di contrastarlo. In che modo? Ci sono varie spinte, c'è la spinta E5 con ipotetica doppiatura, cambio di donne, poi in genere il pedone doppiato in un modo o nell'altro dovrebbe cadere. C5 che però permette l'avanzata, infatti questa è la mossa che viene giocata in partita. È vero che permette l'avanzata, ma ricordiamoci sempre che ogni spinta di pedone, che sia di un passo o che sia di due passi, crea sempre delle debolezze a lato e dietro di sé. Perché parliamo di debolezze? Perché questo pedone controlla
la casa in E5, dopo che questo pedone viene spostato, la casa E5 non è più nelle mani del bianco, quindi è vero che il bianco ha guadagnato spazio ed è sempre cosa buona e giusta, ma attenzione, adesso c'è pressione qui, Ding decide di allentare la pressione e ci ritroviamo a giocare in questa struttura pedonale. Ora, non so voi, ma questa posizione per me da nero mi preoccupa parecchio, cioè non la giocherei neanche sotto tortura. Perché? Perché siamo a mossa 9 e il bianco si è già creato quello che viene chiamato un pedone passato, ossia un pedone libero di andare a promozione. E tu mi dirai, ma non è libero, c'è l'alfiere, c'è la donna, c'è l'altro alfiere, c'è la torre. Sì, però la definizione di pedone passato è un pedone che non incontra pedoni avversari, quindi non c'è, non so per dire, un pedone in C7 che quando tu avanzi te lo posso mangiare. Non ci sono più pedoni avversari nelle colonne adiacenti, quindi questo pedone è libero di avanzare. Poi tra dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma quello è un pedone passato. Vediamo come il buon Vidit Super Santos decide di... Dai, io scherzo, che qualcuno se la prenda. Ah, tu ti prendi il gioco dei gran maestri, si ride. Facciamoci due risate qui, altrimenti commentiamo sempre le partite in maniera seria. A 6. Tra l'altro, questa struttura che è venuta fuori, a parte il nero, mi somiglia molto a una sorta di Benoni. E infatti, proprio in stile Benoni, il nero cerca di prendere spazio sulla ala di donna. Cavallo F3, H6, alfiere F4. E ora questo alfiere è molto forte, troppo forte direi. Bisogna fare qualcosa, alfiere di 6, con duplice funzione. Una, quella di cambiare i pezzi e rimuovere questo alfiere in F4 che era molto forte. La seconda funzione è quello di bloccare. Una delle cose più importanti, e questo lo dice anche il buon Nizovic all'interno dei suoi libri, dei suoi manuali, il tema del blocco, cioè quando c'è un pedone passato bisogna bloccarlo mettendoci possibilmente un pezzo leggero davanti, che sia un alfiere o un cavallo, oppure mal che vada un pezzo pesante. Ovviamente più è forte il pezzo, per esempio re o regina, meno quel blocco è fatto bene. Perché? Perché il pezzo forte può essere facilmente rimosso, perché magari minacciato da pezzi di minore importanza. Vidit gioca donna di 2, torre in E8, un piccolo attacco a raggi X sul re bianco, arrocco corto, alfiere G4 sviluppando anche l'alfiere, alfiere D3, arriva il cambio, donna per, cavallo BD7, qui tutte mosse naturali, ovviamente questa è l'unica casa disponibile, poiché in C6 il cavallo sarebbe catturabile dal pedone, quindi in realtà queste sono tutte mosse molto naturali, cavallo di 2, e ora arriviamo a un punto della partita dove il nero deve capire che cosa fare e soprattutto come posizionare i suoi pezzi. Allora, il cavallo sembra che stia bene qui, perché intanto controlla questo alfiere, controlla una casella centrale, fa un po' di pressione su questo pedone e dà uno sguardo al re, fondamentale. Questa torre non potrebbe avere colonna migliore. Questo cavallo è sia supporto di questo cavallo, ma anche la possibilità di andare in E5 minacciando l'alfiere e il pedone, quindi questo cavallo sta bene qui e probabilmente salterà in E5. Gli unici due che devono trovare ancora la propria strada sono la regina e la torre. Se devo pensare a una mossa buona per la regina, sicuramente mi viene in mente donna B6 per attaccare questo punto. Se devo pensare a un punto per la torre, torre C8 non la vedo un granché, perché temo che questa colonna non si aprirà mai. Semmai, dopo che la donna è andata in B6, magari questa torre potrà andare in D per bloccare sempre il pedone passato, o magari dopo un raddoppio sulla colonna E, raddoppiare sulla colonna E. Ora, e qui la profonda visione di un giocatore da 2780 punti, come è il campione del mondo in carica Ding Liren, è molto profonda. Ding gioca alfiere H5. Sembra quasi una mossa, anche il motore non piace tanto, no? Vedi che qui la barra accanto da colorata, diciamo, leggermente a favore del bianco. Dopo questa mossa viene ancora colorata ancora di più a favore del bianco. Allora, io credo che questa mossa abbia due scopi. Uno è quello di togliere l'alfiere dal contatto che aveva con la donna. Se voi notate, i grandi maestri, i grandi giocatori cercano di non tenere mai pezzi sospesi, e questo alfiere è un po' sospeso. Nel momento in cui questo cavallo andrà da qualche parte o verrà deviato da qualche parte, l'alfiere non sarà più difendibile e di conseguenza la regina potrà catturarlo. Quindi
alfiere H5, togliamo l'alfiere dal contatto con la donna, ma soprattutto Ding pianifica la possibilità di giocare G6. Attenzione che su alfiere G6 arriva alfiere per G6 con pedoni doppiati. Alfiere F5 e ora arriva alfiere G6. Incredibile, ci vuole tanto fegato. In partita, la partita continua con cavallo D, va in E4, ma voglio chiederti e voglio mostrarti come sarebbe potuta andare la partita dopo questa, quella che io credo sia la continuazione più critica, e guarda come la barra è più 1,04 per il bianco. Dopo questa situazione non è facile continuare, tenendo conto che qui c'è un pedone passato, tenendo conto che qui c'è una debolezza data dal pedone doppiato, non so, il bianco potrebbe direttamente attaccare questo pedone, non so, pedone G5 per cercare di tenere una struttura compatta, e qui ci sono tanti buchi. È vero che il bianco non ha più l'alfiere campochiaro, così come il nero, però se mi dovessi dire con quale dei due colori ti piacerebbe giocare questa posizione, ti direi senza ombra di dubbio il bianco. Ma non fasciamoci la testa, perché la partita non è andata in questo modo. La partita, come ti dicevo, è andata con cavallo in D, va in E4. Arrivano una serie di cambi, alfiere per F5, donna per F5, e ora, anziché cambiare, perché non è possibile poiché arriverebbe un'intermedia donna F7 scacco, Ding trova una mossa molto molto geniale. Il problema del nero qual è? È questo pedone, che se si arriva in un finale, questo pedone arriva a promozione o comunque creerà tanti problemi. Ding, dopo un'accurata analisi, decide di giocare B5. Qual è l'idea di B5? Sembra che B5 sia catturabile. Cattura, il cavallo può andare qua. E quindi cosa si guadagna dopo questa cattura? Qui ci vuole un profondo calcolo. Se vuoi, metti in pausa il video, goditi questa posizione e cerca di capire perché il nero in realtà non perde il pedone, oppure semplicemente guarda il video perché te lo sto per spiegare. Te lo sto per spiegare grazie all'aiuto del motore, chiaramente. Vediamo la partita come continua. C per B5, il motore consigliava B3 addirittura. C per B5, A per B5, e prima di catturare qui, Vidit decide di fare cavallo per F6 scacco, cavallo per F6 e solo adesso arriva cavallo per B5. Forse adesso che la posizione si è un pochettino alleggerita, forse riesce a capire perché il nero si riesce a riprendere il pedone. Ci sono vari modi per riprendersi il pedone. C'è anche donna B6, sembra essere interessante, attacca il cavallo, attacca il pedone B2, minacce di attacchi di scoperta, molto interessante. Ding invece decide per donna B8, forse più solida, e forse la donna può anche portarsi sull'ala di re. A4, dato che si attacca sia il cavallo che il pedone che c'è dietro, A4 per sostenere il cavallo, ma adesso arriva torre in E5. Ecco qual era lo scopo della donna in B8, sostenere la torre che sta facendo a tutti gli effetti un attacco doppio. Ora salvi la donna, mi pappo il pedone. Anche se la donna dovesse andare in F3 a supportare questo pedone cadrebbe comunque. Donna in F4, guardando a raggi X la donna avversaria. Torre per D5, arriva il pedone recuperato, dopo diverse mosse il pedone è stato recuperato, cambio di donna, torre in F va in D1 chiedendo un cambio di torre. C4 avanzando col pedone, cambio di torre e ora torre C1. La posizione secondo il motore è pari, ma per esperienza sulla scacchiera posso assicurarti che qui se c'è qualcuno che può cercare di vincere la partita, questo è il bianco. Perché? Perché sull'ala di donna ha un pedone passato e quindi questo pedone può creare problemi. Tuttavia si tratta di un pedone di torre, cioè i pedoni A e i pedoni H vengono chiamati pedoni di torre, e con i pedoni di torre in genere questi tipi di finali sono pari, tant'è che anche il motore dice già che questo è un finale pari. Qui Ding ancora una piccola finezza, gioca torre in A8 attaccando questo pedone, però tu dici ma adesso il bianco cattura C4, infatti così va in partita, difende questo pedone, ma ancora arriva un attacco doppio, cavallo B6, attacco su torre, attacco su pedone, sposti la torre, torre C6 e mi prendo questo pedone.
Adesso c'è comunque il pedone passato, però un pedone passato B. Potrà creare problemi? Sicuramente potrà creare problemi, anche se un grande maestro, ora non mi ricordo il nome, diceva che tutti i finali di torre sono pari. Quindi, se Ding riesce a scambiare i cavalli, questo finale di torri è pari. B3 scacciando il cavallo, cavallo B2, torre in D6 e adesso arriva torre B8 attaccando sul cavallo. Torre D2 con l'idea di scambiare i cavalli, infatti torre per cavallo e qui il motore dà completa parità. Ora, a livelli magari intermedi barra amatoriali, questa partita sarebbe tutta da giocare, ma ad alti livelli in realtà non c'è storia. Questa partita è pari. Se vuoi scoprire anche il perché, ti consiglio di approfondire sul manuale che si chiama Finali di Torri, scritto dal grande maestro Andrea Stella, e lo trovi su Amazon a un prezzo facilissimo. Tra l'altro, oltre al libro trovi anche le video lezioni allegate, e studiare questi finali di torri è fondamentale. Re in F8, qui vanno avanti qualche mossa e alla fine si accordano per la patta. Quindi diciamo che il primo ritorno di Ding è stato che non sapeva, diciamo, né di carne né di pesce. È stata una partita molto semplice, molto lineare. Entrambi i giocatori hanno fatto il 98% di precisione, che è tantissimo, però su una partita di meno di 40 mosse, dove ci sono stati tutti scambi di pezzi, era difficile fare errori. Non ci sono stati momenti di complicazioni, momenti dove uno dei due giocatori ha dovuto pensare tanto perché c'erano cose da... Sì, c'è stata qualche piccolezza di Ding con qualche attacco doppio, ma nulla di decisivo. Vedremo questo secondo turno come andrà a finire e lotteremo sotto d'occhio all'interno di questo torneo per vedere come sta giocando. Ovviamente lui ha tutto da dimostrare, il campione in carica. Non dico che deve per forza vincere questo torneo, ma deve posizionarsi in alto, primo posto, secondo posto, terzo posto, e quindi grande responsabilità. E come si dice, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Noi staremo ovviamente qui su Matto Scacco a seguirlo. Vi ringrazio ragazzi per aver visto tutto il video fino a qui, ci vediamo alla prossima, ciao!